Ad Agrigento, al locale 420 in contrada Maddalusa, il giornalista e scrittore Gero Miccichè ha presentato il racconto del collega Gaetano Savatteri, compreso nell'ambito dell'antologia di racconti Turisti in giallo, edizioni Sellerio. In proposito, domani, martedì 1 settembre, al termine del videogiornale di Teleacras, sarà in onda uno speciale Libri da ardere. Adesso ascoltiamo gli stessi Gero Miccichè e Gaetano Savatteri. Turisti in giallo è una raccolta di Sellerio che ha avuto grande successo nelle classifiche, ci sono 6 autori, uno di questi sono io con questo racconto La regola dello svantaggio e con un personaggio che per la terza volta è presente in un racconto, Saverio Lamanna, quindi una storia che si svolge fra la provincia di Trapani, Agrigento, nella Valle dei Templi, a Licata, in molti posti di questa nostra zona e naturalmente posti che conosco, con un finale, spero a sorpresa, un giallo che ha a che fare con i sentimenti, con le passioni, con l'amore e anche con i soldi e gli interessi. Sì, anche questa sera, diciamo quest'anno, Gaetano Savatteri era presente con un racconto nell'ennesima, anzi la nona antologia estiva Turisti in giallo, in questo caso della Sellerio. Sellerio è ovviamente una casa editrice ormai leader nel settore letterario del giallo. Gaetano Savatteri è sicuramente uno dei leader italiani e non solo siciliani in questo settore, dato che ha scritto tantissimi libri gialli. Questo è un racconto che lui riesce a condurre da narratore con la consueta ironia, non tralasciando contenuti densi, è pieno di citazioni e aneddoti gustosissimi. Ci sono dal cibo alla letteratura siciliana a quella che è però invece la terra siciliana, il contesto. C'è anche Agrigento, è molto presente, anche più presente rispetto a quelli che sono i suoi consueti racconti e libri, e appunto consiglierei questo racconto già per chi vuole avvicinarsi non solo a una storia gialla, ma chi vuole un intrattenimento più a tutto tondo. Poi in questa antologia sono ovviamente presenti anche grandissimi autori, quelli di Marco Malvaldi, Alicia Gimez Bartlett e Francesco Recami, e penso che ci siano Manzini e Piazzetta, li ho detti tutti. Ovviamente consiglio caldamente il racconto di Gaetano Savatteri, che è La regola dello svantaggio, chiaro riferimento calcistico, e consiglio di acquistarlo per dove si trovi. Gaetano Savatteri si conferma anche qui un grande autore, non solo di narrativa gialla.